Come annunciato all'inizio del nostro telegiornale, il Mantova ha pareggiato in casa 1-1 con il Savona. Vediamo il servizio. Una sola disattenzione difensiva, ma tanto è bastato al Mantova per vedere sfumare sul filo di lana una vittoria complessivamente meritata. L'1-1 con il Savona suggerì una gara comunque poco spettacolare, ma nella quale i biancorossi, per dinamismo e volontà, si erano fatti preferire agli ospiti liguri. Rimane l'amaga consolazione di una vittoria morale che però non porta al Mantova quei punti in più tanto necessari per collocarsi in una migliore posizione di classifica. Il Savona prova subito a mettere qualche pressione ai biancorossi, che rimangono guardinghi fino al 22esimo, quando Franchi carica il destro spedendo il pallone alto sulla traversa. Il gol arriva 2 minuti dopo. Bello scambio sulla corsia di sinistra tra Bersi e Franchi, Tannino guadagna il fondo per poi servire a 5 il pallone del vantaggio. Prima rete in campionato per l'attaccante biancorosso e prezioso 1-0 di fronte al quale il Savona non sa reagire, limitandosi ad un colpo di testa senza pretese di Rossi. Nel secondo tempo Bellodi compie la prima parata del match sventando una punizione calciata da Buglio e al 10° minuto l'arbitro Fanton di Lodi annulla giustamente un gol al Savona per fallo del neontrato Garin su Zaninelli. Spinale alla mezz'ora la palla buona per il 2-0, ma la calcia clamorosamente a lato e un minuto dopo è ancora Garin a mangiarsi il pareggio a tu per tu con Bellodi. Mister Valigi al debutto al Martelli toglie Del Sante per Noman e Franchi per Colonetti e 20 secondi dopo Super Mario si vede annullare una rete per dubbio fuorigioco. La beffa nell'aria arriva all'89esimo con Mezgur che appoggia comodamente in rete un passaggio di Cazzamalli. Ennesimo pari che sta stretto al Mantova e forse questa volta ancora di più. Ed ora sentiamo le impressioni post-gara di mister Valigi e del presidente Bompieri, quest'ultimo amareggiato per uno striscione polemico nei confronti della società esposto in curva Te. In questo momento ci vuole un po' di pazienza sulla gestione della gara, sulla gestione del gioco. Devo dire che, insomma, onestamente, effettivamente è così. Credo che Mirko Bellodi abbia subito un tiro in porta su punizione il secondo tempo. E poi mi sembra che grandi pericoli non abbiamo subiti perché loro hanno cercato molte volte questi lunghi con Cazzamalli che si alzava e l'attaccante che il primo tempo anche buttavano queste palle dai centrali dietro. Sapevamo più o meno che poteva nascere così la partita, poteva essere così e lì purtroppo ci siamo distratti, non distratti, non so, devo rivedere la situazione del gol perché eravamo posizionati troppo male. Oggi credo che lo striscione sia rivolto a me, perché sono presidente, dopo i soci, sono tutti soci, tutta brava gente, però credo adesso abbiamo parlato, siamo tutti un po' rammaricati per questo, per tutto quello che abbiamo fatto e che cerchiamo di fare per il Mantova. Strascico non ce ne sono, io sono molto rammaricato, il calcio per me è un divertimento, ma qualora non mi diverto io credo che non c'è bisogno di fare presidente del Mantova, ecco, perché credo che il calcio sia un divertimento per tutti, ma non si può pretendere più di quello che si può fare. Insomma, adesso noi siamo partiti dal niente, ma dal niente proprio, stiamo cercando di fare il nostro meglio. Adesso quest'anno abbiamo detto che era un anno di transizione per cercare di unirci di più, ma facendo così credo che i soci possano anche essere un po' male.